La notizia del cosiddetto neurologo telefonico dell'U7 ha lasciato senza parole i cittadini della Pedemontana, che stentano a credere a quanto è riportato nella circolare interna firmata dal direttore sanitario Antonio Di Caprio sui protocolli da attuare in caso di necessità. Ovvero, ogni giorno dal pomeriggio in poi, fino al mattino successivo, non c'è alcun neurologo a disposizione negli ospedali di Bassano e Sant'Orso e bisogna chiamare Vicenza o Arzignano per un consulto. L'U7 ha sostanzialmente confermato quanto riportato dai nostri servizi, ribadendo che il problema è comunque legato a una carenza di specialisti. Questo dettaglio, mica da poco, ha causato una levata di scudi da parte di tantissimi cittadini che da giorni ci fanno sentire le loro voci su questa dinamica ormai consolidata a San Bassiano e a Sant'Orso. Ma dalla regione tutto tace e anche chi gestisce la sanità del Veneto non ha aperto bocca sull'argomento. Ciò nonostante, le domande sono tante e pure interessanti. Ci si chiede, ad esempio, da quanto tempo vada avanti questa situazione e come abbia fatto il direttore sanitario Antonio Di Caprio a ritrovarsi senza neurologi nelle fasce pomeridiane per entrambi gli ospedali di riferimento. E ci si chiede soprattutto quanto dovrà durare ancora il neurologo telefonico dell'US diretta da Carlo Bramezza prima che la situazione venga ripristinata. Domande, tante domande. I nostri microfoni sono sempre aperti per tutti.